molte aziende le abbiamo sentite all'inizio per telefono, caro signor Sindaco. Devo dire che qui Gian Antonio De Menega ha avuto una raccomandazione di ferro. Cioè i fornitori di legno, la segheria Martignago mi ha detto guarda che se non vai da De Meneg ti perdi un colpo. Gian Antonio, un po' di vostra storia intanto. Beh, allora la mia storia, la storia del passato di mio padre che ha cominciato nel 1943 a cominciare a fare il lavoro del falegname, aggiustava botti, poi faceva carri, faceva un sacco di cose che adesso sono passati nei tempi che furono. Poi ha cominciato a costruire serramenti, fare questo, aggiustare balconi, botti, ne faceva un sacco, è un lavoro che è abbastanza difficile. Non aveva orari, lavorava fino anche alle 3 di notte. Questo ti correggo, neanche noi non abbiamo orari. Sì, cioè, su questo sì, non è di cambiato sabato niente. poi. Infatti siamo qua di sabato pomeriggio. Sì, sì, vabbè, meglio così. E poi quando si è sviluppato nel laboratorio che avevo in via Bassanese, in piazza Coste, mi sono spostato, da là ho preso io le redini. Ahimè è stato un passaggio difficile perché vedo adesso i passaggi generazionali. Ben venga per i 2 giovani che ci sono qua, mi fa molto piacere, però ahimè tanti che vedono la difficoltà che ha il padre di portare avanti un'azienda dicono ma non sarà mai e faranno tutto quanto fuori che quello che dice suo padre. Ahimè questo purtroppo è la conseguenza di questo sistema di abbandono anche del nostro sistema governativo e di tutte quante le imposizioni di quello che riguarda burocrazie per lavorare. Cioè è quasi una disgrazia avere un lavoro oggi. Cioè io lo vedo proprio così. Io ne ho un sacco, però dico ma cosa me ne resta poi? Difficoltà, qualsiasi cosa, e dai fumi, e da questo non posso fare niente. Allora dico ma chi me lo fa fare? Non ho più l'entusiasmo che avevo. Vado avanti perché va bene così, perché non sapresti fare nessun'altra cosa oltre quella che ti piace, perché ti piace nonostante tutto. Sì, mi piacerebbe di più, se mi garantirebbe qualcosa finanziariamente bene. Qua tocchiamo un tasto che ci porterebbe lontani. Cosa fai di bello? Allora io faccio dal serramento, dal balcone, dalla finestra, si può fare anche balconi stile vecchio, però adesso ultimamente è cambiato un po' tipologia perché si va su prodotti di multistrati, che è un prodottaccio secondo me. Ahimè si perde un po' la tradizione del nostro, si sente il falegname del nostro balcone a scandola veneto nostro, che su 10 clienti uno lo puoi fare, basta, perché poi devi stare al passo dei condominialisti, dei palazzinari. Quello è quello che detta il nostro mercato. Purtroppo ti puoi adattare, spingi se hai un cliente che ha le potenzialità intellettive di poter capire cosa vorrebbe di più. Tante volte non vuol dire solo avere i soldi, no? Il buon gusto è un'altra cosa. Beh, certo che è buon gusto. E poi quando vogliono risparmiare si fa altro che mandarli dalla falegnameria che fa a meno. Certo. Io ho questo sistema. Hai un sistema ben targetizzato e ben preciso. Sì, è così perché è giusto che devono lavorare anche quelli che fanno a meno. E da questo punto di vista tu mi tiri le orecchie, no? Mi tiri le orecchie per dire il rapporto con i prescrittori, con i geometri, con gli architetti, da questo punto com'è? So che è una domanda pericolosa, però è giusto farla. No, è molto buono se è un architetto che ha alle spalle qualcosa di buono, ma se no con i nostri che abbiamo qui non c'è tanto da parlare. Loro parlano di prezzo perché devono portare a casa, spalleggiano col cliente, c'è poco che noi facciamo proposte incredibili. Cioè non c'è più la mandola che si dà al professionista, perché una volta c'era anche questo, non te, in generale, no? Una volta il prescrittore prendeva sia dal cliente che dal fornitore, no? Cioè è inutile che ci nascondiamo la realtà com'è. Non ho mai abituato a questo modo e non lo voglio. Me l'immaginavo, scusami se mi sono permesso di dirlo, ma è inutile che facciamo finta, no? Che ci nascondiamo dietro un dito per dirci le cose come stanno, va bene, con le cose come stanno. Io so che c'è una bellissima azienda in via Mattei, sono passato un paio di volte perché sei vicino a Martignago e agli altri, ti verrò a trovare e avremo modo di riprendere il discorso. Grazie a te ti considero già fuori orario di lavoro. Fuori orario di lavoro, certamente, figurati se vengo a romperti le scatole. Un altro di questi da mettere nella lista di famosi comunicatori che non hanno tempo. Signor Sindaco,
Per chiudere quest'altra giornata a Maser, allora cerchiamo di tracciare un po' intanto gli obiettivi raggiunti, no? Con questa cosa della DECO nel settore agroalimentare, Maser può diventare capofila della provincia di Treviso all'interno della regione Veneto sulla ciliegia, visto proprio le non grandi esperienze con l'associazione, no? Che così un certo malcontento serpeggia. Io credo che sarete i primi a poter riprendere questa strada. Il settore agroalimentare sta rispondendo benissimo, al di là delle note divisioni in paese tra Proloco, comitati, non mi interessa niente, il fatto sta che stiamo portando a casa una partecipazione plebiscitaria alle iniziative di informazione grazie anche alla vostra disponibilità. So che siamo vicini alla campagna elettorale, quindi non ti chiedo proclami, no? Ti dico soltanto se pensi che queste iniziative possono veramente aiutare anche le amministrazioni locali ad un buon rapporto con gli amministrati. Credo che queste iniziative sicuramente possono portare appunto a un vantaggio. L'importante è che, anzi, queste iniziative tendono proprio a far rete, quindi a mettere assieme, ad allineare appunto delle aziende, piuttosto che lasciare ognuno magari che opera per se stesso e logicamente magari segue la propria strada e magari spende energie, spende risorse e magari raggiunge poco. La DECO può essere l'opportunità appunto di valorizzare quei prodotti tipici locali che quando un turista viene a visitare il nostro territorio può sicuramente trovare e assaporare, ecco. Quindi dare, diciamo, risalto e valore a quei piccoli prodotti, a quelle cose, può essere appunto l'artigiano, in questo caso può essere appunto l'azienda, quelle piccole cose di nicchia appunto che solo il territorio sa dare, solo il territorio sa sviluppare e non hanno magari, diciamo, non possono essere messe in produzione, quindi a grande scala. E questo è anche un valore aggiunto secondo me, perché giustamente con appunto, seguivo appunto le dichiarazioni precedenti, oggi è importante appunto l'architetto, è importante l'artigiano perché diciamo le generazioni vecchie non avevano la scuola e sono cresciute con appunto di giorno in giorno proprio con l'esperienza che avanzava e quindi vedono il mondo in una visione, mentre il giovane che è formato appunto dal punto di vista teorico, quindi ha già una visione propria che è molto diversa logicamente, perché le basi sono state diverse alla fine, no? Delle due generazioni e quindi questo è importante perché dà, diciamo, un valore aggiunto le due generazioni messe assieme cioè, hanno bisogno entrambe appunto di tutte e due le esperienze, perché le due esperienze, se giustamente si riesce a mettere in relazione, possono dare appunto dei risultati maggiori sicuramente. Ecco, ricordiamo tra le altre cose che le DECO non riguardano solo il patrimonio agroalimentare, riguardano anche i prodotti artigianali e le manifestazioni. Quindi il Comune può certificare all'interno di un percorso che è finanziato anche a livello europeo, va bene, potrebbe essere anche la finestra veneta, voglio dire, cioè c'è anche un percorso tanto vero che una delle cose che io pensavo sul Festival dell'Abitare era, visto che c'è la strada dell'architettura a Maser, di far certificare con la DECO una manifestazione che sia quella sulla qualità dell'abitare di filiera. Siccome ci sono tutte le aziende, cercare di vedere, quindi sia nel settore del patrimonio e nel gastronomico che in quello questo la DECO ci permette di farlo. Quindi sarà un altro argomento da affrontare e su cui ragionare. Le occasioni sono tante volte noi non le conosciamo semplicemente, perché i politici, quelli più in alto del comune ovviamente, questo è fuori discussione, sono troppo impegnati a far gazzara fra di loro, a incasinarsi la vita, che non a dare i suggerimenti. Ci sono i percorsi e i soldi. Chi lo sa perché noi italiani non riusciamo mai ad acchiapparli al momento giusto. Dobbiamo invertire la rotta proprio. Speriamo che sia la volta buona. Grazie a voi e al prossimo appuntamento. Siamo a Edil Serraiotto, in quel di Cairano San Marco, per il progetto Comunicare per esistere, l'area Abitare per vivere, quindi l'area dell'edilizia. Racconteremo in questi 2 o 3 anni, come abbiamo già detto, un po' la storia delle buone pratiche in edilizia. Le aziende della filiera edile, partendo dai progettisti fino, diciamo così, agli operatori, ci racconteranno un tantino cosa vuol dire fare buona edilizia. Di questi tempi, con la crisi che c'è, è ancora più problematico il discorso, diciamo così.
Gino Serraiotto, un po' di storia della vostra attività che mi pare sia ultra quarantennale. Sì, la nostra attività è nata nel 1974, quando siamo entrati rilevando un'azienda ancora più vecchia, e abbiamo incominciato con nostro padre, che veniva anche lui da un'esperienza su altri magazzini, per cui la nostra attività, diciamo, è sempre stata basata sull'edilizia. Siamo nati con l'edilizia e chissà cosa faremo. Detto questo, poi nel 1984 ci siamo trasferiti in questa, nella nuova sede, e le tappe salienti poi sono state praticamente quelle di entrare in un gruppo di acquisto che si chiama Game nel 1996, e da questo poi è stata, sì, è continuata la nostra... Anche perché si sono affacciati già in azienda i ragazzi della terza generazione, o sbaglio? Certamente, noi siamo 4 fratelli e abbiamo dentro 4 figli che lavorano con noi. Ultrafamiliare, ecco, questo è il miracolo del nostro Veneto, no? Cioè la compattezza ancora del tessuto familiare che permette di trasmettere valori di impresa e non solo, valori etici anche. Ecco, la cosa poi che noi giornalisti siamo un po' delle spie, no? Felice Favretto, un grande amico, impresario edile, piccolo ma efficace, voglio dire, no? Mi diceva, vedi, quando io vado all'area di Serraiotto non c'è solo il deposito, hanno materiali di tutti i tipi, una varietà merceologica, soprattutto quello che loro fanno è stare dietro il cliente, cioè voglio dire la consulenza, chiamatela come vogliamo. Ecco, io penso che anche i magazzini edili abbiano cambiato un po' pelle, no? L'impressione che abbiamo avuto. Chi non l'ha cambiata ha chiuso, è una mia impressione, è vero? Sì, è vero, è vero. È stato vero soprattutto negli ultimi anni in cui la crisi si è accentuata di più. La nostra attenzione al cliente è praticamente nel nostro DNA, per cui abbiamo sempre portato avanti, però diciamo che oltre a questo c'è anche un'attenzione ai materiali, un'attenzione al mercato e un'attenzione, diciamo, a 360 gradi al settore edile, ecco, quello che forse fa la differenza rispetto nel DNA, mi è piaciuto, ce l'abbiamo nel DNA la comunicazione in edilizia, certo. Che comunicare non vuol dire solo parlare con i rompibali dei giornalisti come me, vuol dire anche avere una capacità di interlocuzione con la clientela. Ecco, noi vi abbiamo inserito grazie alla buona pubblicità che hanno fatto i vostri clienti, no? Siamo venuti a cercarvi. Solo ringraziare. No, veramente, guarda, io sono rimasto veramente contento, c'è ancora questo sistema di riconoscere il lavoro fatto bene. Ecco, noi vi abbiamo chiesto di essere qua per la presentazione ufficiale a metà maggio del progetto, perché io ho un vizio, vorrei sempre che questi stage servissero e vengano fatti nei luoghi dove si produce edilizia, non ha senso farlo in un ristorante, ho capito, mangiare e bere è una cosa molto bella, però io voglio che la gente si renda conto dove si fa, dove ogni giorno si interpreta, insomma. Ecco, un'altra cosa che e dopo chiudiamo questa prima intervista, poi ne faremo un tracciato, un itinerario insieme. Il rapporto con i prescrittori, con gli architetti e progettisti, perché alla fine lo avrete anche voi, insomma, perché immagino. Com'è? Ma diciamo che è più di informativo che poi strettamente legato al lavoro. Credo che tutto sommato gli studi professionali ci riconoscono un ruolo e una professionalità che abbiamo e che comunque cerchiamo di sempre comunque evolverla e comunque tenere sempre al passo dell'evoluzione dell'edilizia, ecco, questo credo sia. Infatti molti applicatori, impresari eccetera dicono che siete ancora fra gli unici che fanno i meeting di informazione tecnica, che diventano veramente l'unico momento che loro hanno per conoscere le nuove tecnologie, i nuovi materiali eccetera. È stata una scelta precisa anche questa, ovviamente. È stata una scelta precisa, su questo abbiamo avuto il supporto del nostro gruppo di appartenenza, certo, che da questo punto di vista ci supporta e ci segue e ci aiuta, per cui ci teniamo anche noi personalmente a fare questo tipo di informazione, perché è comunque una maniera per crescere, oggi che il settore dell'edilizia è in crisi dovuta anche come si può dire,
gestione poco oculata mettiamola così, dai, via. Della cosa. Ho fatto un po' il politichese, dai, sì. Dai, ecco, non volevo essere no, ma si figuri. È ben accetto e soprattutto c'è bisogno di questo tipo di conoscenze. Ecco, poi quando faremo la conferenza stampa, naturalmente, se avrete il piacere di invitare qualcuno anche della Game, siete già voi Game, non c'è problema, ben contenti anche per far capire alla gente come la realizzazione di reti, no? Visto che si parla tanto di reti, certo. No? Ha una funzione non soltanto di risparmio di costi d'acquisto, eccetera, ma anche di consulenza tecnica, di organizzazione di momenti che il singolo imprenditore molte volte da solo magari non può fare. Ecco, quindi è un passo in avanti l'associazionismo, intendo dire, tra imprenditori, certo. Che garantisce la qualità poi alla fine finale. Bene, allora Edil Seraiotto, Cairano San Marco, questo è il nostro primo appuntamento, al prossimo. Grazie Sinonzino. Grazie a lei. In a way it's all a matter of time. I will not worry for you. You will be just fine. Take my thoughts with you, and when you look behind, you will surely see a face that you recognize. Yeah, yeah. You're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see you're not alone. I'll wait till the end of time for you. Open your mind. Surely it's time to be with me. Yeah. Yeah. It's just the distance makes life a little hard. Two minds that once were close, now so many miles apart. I will not falter though, I'll hold on till you're home. Yeah, yeah. Safely back where you belong, and see how our love has grown. You're not alone. Till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see you're not alone. I'll wait till the end of time for you. Open your mind. Surely it's time to be with me. You're not alone. Progetto Comunicare per esistere in quel di Asolo e Maser. Questo viaggio che durerà 2 o 3 anni, in cui invitiamo gli artigiani del settore dell'abitare di qualità a raccontarci un po' il loro lavoro, la loro professione, così da spiegare con parole semplici la realtà del lavoro e cosa vuol dire fare qualità in questo settore. Daniele Falegnameria Gazzola, Casella d'Asolo. Un po' di storia intanto della tua attività nel settore, perché è molto ricca la storia. Quindi... Oddio, io ho venuto da una storia un po' emigrante, ho fatto 10 anni all'estero in Venezuela. Venezuela addirittura? Tornato, ho provato lavoro, ma dopo tutto sommato sono partito con l'attività nel 1990, già 24 anni fa, e praticamente da artigiano su tutti i settori, da artigiano da restauro, dal mobile su misura, da... Anche le serrature? Anche le serrature, qualche ladro, manutenzione sulle case. Insomma, sei rimasto il falegname a 360 gradi, nel vero senso della parola. È di fatti che siano molto pochi nel territorio ormai, non si contano neanche più. Perché, sì. Quindi il serramento, la porta, l'arredamento, tutto, se qualcuno ti chiede. Trasloco e via dicendo. Insomma, un po' di tutto, insomma. Ecco, quanto è importante questa
poliedricità, questa capacità che hai di intervenire in situazioni. Quindi il tuo cliente finale è la famiglia, insomma, soprattutto. Sì, perché anche i lavori sono qua tutti nel territorio. E io proprio la passione, l'artigiano, sempre partito da 14 anni e sempre lavorato nel legno, sì. Ecco, c'è da con la gente. tenere presente che poi tra le altre iniziative che faremo regaleremo anche questo bellissimo materiale didattico, il legno fonte di vita, poi ai ragazzi, proprio racconteremo nel settore del legno proprio la cosa, proprio per far vedere che vogliamo fare informazione a tutto tondo, fin dalle giovani età, diciamo così, più avanti. Cosa vuol dire essere artigiani, le difficoltà di questo periodo? Per dire, bisogna sempre tenere i prezzi al punto giusto, essere onesti, trattare con il cliente, soddisfarlo e mantenerlo nel lungo periodo. Come se fosse il cliente una bella donna, insomma. Sì, uguale. Perché hai bisogno oggi del piccolo lavoro e domani quello che sarà, insomma. Però ho visto che ditta artigianale, però hai tutte le attrezzature e anche le tecnologie necessarie, non è che sei uno rimasto indietro, voglio dire, no, perché non vorrei che col fatto, quando usiamo le parole artigianalità, lavoro su misura, che uno pensasse ancora all'antro, no, delle caverne, voglio dire. No, le macchine, insomma, ogni anno sempre qualcosa di nuovo per tenersi all'avanguardia, anche per diminuire i pericoli e essere sempre regolare all'altezza del lavoro, insomma. Perfetto. Allora avremo altre occasioni ovviamente di incontrare Daniele in questo percorso con questo gruppo di artigiani bravi e pazzi, dico pazzi nel senso così, che con Felice Favretto, Johnny e Nicola Loro e gli altri, va bene, abbiamo costruito per dare la possibilità non solo alle grandi aziende di avere uno sbocco informativo, va bene, ma anche ai piccoli artigiani, perché se fosse pubblicità non ne avremmo neanche uno. Grazie a voi e al prossimo appuntamento. Grazie. Comunicare per esistere, il progetto fatto sotto il patrocinio del Comune di Masera e della Proloco, sta toccando anche il settore dell'edilizia. Si chiama Abitare per Vivere quest'area, dove praticamente imprenditori artigiani racconteranno la storia dei loro interventi, della loro professione, della manualità e anche dell'intellettualità che bisogna metterci per fare qualità in edilizia. Siamo venuti a trovare la famiglia Nardi. Papà Valerio è stato il fondatore, diciamo, della ditta. Michele, cosa fate esattamente? Ma ci occupiamo di prevalenza di intonaci, finiture e magari interventi di risanamento o di umidità o sì, qualche cappotto. Qualcosa. Ecco, allora cominciamo con gli intonaci. Una delle cose che ho visto sul biglietto da visita era scritto uguale biologico. Cosa vuol dire intonaco biologico? Ma usando materiali presenti in natura e senza grossi usi di cementi o derivati. Più naturali, quindi calci naturali, cose del genere, insomma. Beh, la calce è un materiale primario, voglio dire, in questo campo. Anche perché il cemento poi inibisce di respirare al muro, sia esterno e interno che uso sia. Sì, ha vari problematiche, traspirabilità, umidità, sì, formazione anche di muffe sì. Ecco, come vi orientate per quanto riguarda la scelta? Perché sul mercato chiaramente è scoppiata un po' anche la moda dei prodotti della bioedilizia, no? Diciamo così. Sì, ecco, voi come vi orientate quando dovete fare un lavoro per gli intonaci? Intanto bisogna parlare con il cliente, sentire anche il cliente il suo gusto e la sua disponibilità, perché non sempre parlare di biologico è anche economico. Certo. Un attimo. Certo. Quindi è giusto e corretto fare prima col prescrittore, magari con l'architetto o il geometra che segue il lavoro, e col cliente avere un dibattito franco e aperto, insomma. Esatto, e dopo si valuta la soluzione migliore, insomma. Okay. Il risanamento invece è soprattutto dehumidificazione, diciamo così. Sì, una delle problematiche delle case di oggi, insomma.
Sì, noi passavamo questa mattina che c'era un po' di pioggia e vedevi tutte, soprattutto nelle zone industriali, tutte le fabbriche costruite tra gli anni 70, 80 e 90 con tutte quante le muffe, con tutta l'umidità che viene fuori. Ecco, è un'impressione mia o invece è stata la cattiva edilizia che vi dà anche possibilità di lavoro in un certo senso? Beh, sì, in un certo senso è vero, perché se fossero lavori eseguiti a regola d'arte, cioè, può succedere, però non magari in queste, sì, in grandi, come si vede in giro, insomma, in grandi casi proprio estremi. Privilegiate l'edilizia civile o quella industriale o entrambe? No, civile e anche, sì, abbiamo fatto interventi di grosse... Quindi siete proprio artigiani nel vero senso della parola. Sì, siamo in pochi. Seconda generazione, mi pare, di famiglia, e l'area geografica intorno destra e sinistra Piave, insomma, soprattutto. Sì, avremo un raggio di, penso, non so, vorrei quasi dire una cinquantina di chilometri di raggio. Comunque anche il nonno e lo zio lavoravano il nonno lavorava prevalentemente nei campi, però il fratello del nonno aveva una bella... Quindi sarebbe terza generazione allora, non quasi, so con te è la terza generazione. Ecco, ultima cosa, quanto conta l'aggiornamento tecnico, l'uscita di nuovi prodotti, così serve l'aggiornamento nel vostro settore? Sicuramente, sicuramente è sempre utile, importante seguire, però secondo me bisogna sempre stare attenti a quello che offre il mercato e sì. Ci sono le furbizie di moda, no? Sì, come un po' di quelle, il fumo negli occhi, strategie di vendita, insomma, pubblicità magari un po'... Vabbè, ma voi giovani edili, artigiani edili, siete più smaliziati dei vostri padri, forse, quindi riuscite anche a vedere al di là della proposta commerciale. Sì, a volte c'è anche il contrasto tra, cioè, mentalità. Certo. Sì, è difficile a volte. Bisogna trovare sempre la mediazione perché... Sì, con Valerio, tuo padre, va tutto bene invece? Sì, generalmente sì. Vabbè, qualche discussione c'è sempre, insomma. Sì. Dire che va tutto bene, insomma, sarebbe una piccola bugia. Però, insomma, dai, non c'è male. Bene, questo è il primo di una serie di interviste che faremo nel corso del tempo, perché poi vorremmo vedere anche naturalmente le realizzazioni, i cantieri. Siamo già d'accordo che faremo un percorso di questo genere. Vi ringrazio, grazie a te Michele, a te Valerio e al prossimo appuntamento. Grazie.